Agriest Land, ambiente e territorio. Il futuro dell'agricoltura è a Udine Fiere. Ci troviamo a Treviso, amici di Verde a Nord-Est, siamo nella sede della provincia, siamo al Sant'Artemio, luogo scelto dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso per la sua assemblea elettiva, proprio così. Dennis Susanna, che è stato presidente, se non sbaglio, per 2 mandati, lascia il posto a Giuseppe Facchini, che ho qui al mio fianco e insomma intanto congratulazioni, neopresidente della CIE di Treviso. Qual è il suo programma di lavoro allora da qui ai prossimi 4 anni? Il mio programma di lavoro, come prima ho detto durante l'assemblea, sarà in continuità, continuerà a percorrere quella strada che è già stata imboccata e comunque delineata dal gruppo uscente. Noi siamo un'associazione tutto sommato giovani con idee chiare e miriamo alla tutela di un'agricoltura briosa e importante come quella della provincia di Treviso. Noi pensiamo che lavorare sulle produzioni tipiche, sulle IGP, sulle DOP, sui prodotti del territorio sia chiave. Sarà sicuramente il nostro focus incentrato sulla tutela del reddito degli agricoltori, convinti del fatto che senza reddito non si possa essere l'agricoltore e quindi comunque anche con un occhio all'ambiente e al rispetto della convivenza tra agricoltura e normale, tra virgolette, normale cittadinanza. Ascolti, quali sono secondo lei invece i punti su cui lavorare, quali sono le cose che non vanno bene per quanto riguarda l'agricoltura in provincia di Treviso? Cose che non vanno bene o che possono essere migliorate, preferirei dire, ce ne sono più di una. In questo momento contingente abbiamo tutta la partita legata a una direi scorretta informazione dell'opinione pubblica rispetto a come noi interveniamo per la tutela delle colture in campo. È una partita grande legata ai fitofarmaci e mi propongo e ci metterò tutto l'impegno che posso perché invece l'informazione venga ricondotta in maniera corretta alla realtà dei fatti. Speriamo che il messaggio che passa non sia quello di persone che avvelenano il prossimo e vogliamo dare un messaggio corretto. Ci serve tutelare le culture, ma possiamo garantirvi la salubrità dei nostri prodotti. Ve lo garantiremo non solo a parole ma anche con i fatti. Ascolti, qui abbiamo anche l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, abbiamo un parterre sicuramente nutrito, esatto, e qualificato, indice del fatto che l'agricoltura è nell'interesse di questa provincia e insomma, speriamo anche di questa regione. PSR, sappiamo che è stata da poco approvata la PAC e che poi ogni regione in qualche modo la recepirà. Ecco, che cosa si aspetta, cosa si augura che questo PSR diventi? Insomma. È corretto parlare di augurio, ancora non abbiamo chiare quelle che saranno le linee programmatiche del nuovo piano di sviluppo rurale. Da sempre è un sostegno importante per le nostre aziende, è una cosa da cui non si può prescindere. Speriamo che non si proponga di foraggiare a pioggia o in maniera poco coordinata l'impresa agricola, ma credo che sarà importante si occupi in maniera particolare di progetti compiuti, di idee di sviluppo per un settore che ha ancora tanto da crescere, ha bisogno di innovarsi, di ammodernarsi e anche di formarsi. Ringraziamo il nuovo presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso e diamo il benvenuto ad un altro presidente, questa volta della provincia di Treviso, provincia che ospita questo evento importante, a ribadire ancora una volta quanto l'agricoltura sia importante per questo territorio. Ma prima di tutto per me è un onore ospitare questa assemblea della Confederazione Italiana degli Agricoltori. Dopo 8 anni di buon governo di Dennis Susanna, auguro veramente a Giuseppe Facchini, nuovo presidente della CIA del Dipartimento di Treviso, veramente una continuità e un augurio di buon lavoro. Dall'altra parte mi auguro che anche quello che sono stati i progetti che abbiamo fatto assieme al presidente Susanna possano essere confermati col presidente Facchini, perché credo che il tema dell'agricoltura nella nostra provincia sia un tema basilare per la nostra economia, è un settore nel quale ci sono ancora delle soddisfazioni per le aziende agricole, è un settore nel quale tantissimi giovani si sono avvicinati, continuano ad avvicinarsi e anche a aprire nuove aziende, è un settore in continua espansione. Se poi pensiamo anche al titolo
di questo convegno più agricoltura per nutrire il mondo, più reddito per le aziende, credo che si sente pienamente qual è la volontà. Presidente, conosciamo il lavoro della provincia fino adesso per far diventare i prodotti emblema di questa provincia, appunto come citava lei, il radicchio e il prosecco, ai livelli di oggi. E domani chi farà questo lavoro se le province non dovessero più esserci? Ma questo è un grande punto interrogativo. Ad oggi stanno accelerando il ministro Delrio e questo governo per portare tutti i poteri a Roma, compreso anche parte dell'agricoltura. Dall'altra parte non sappiamo, non è stato scritto nessun provvedimento che il governo sta portando avanti attraverso il ministro Delrio, cosa e dove sarà fatta la politica agricoltura. Sicuramente in regione, ma la regione ha una funzione sicuramente di governance territoriale d'area ampissima, non ha una gestione come noi potevamo fare, perché ricordo l'Radicchio Rosso di Treviso portato in Germania, portato in Francia, in Spagna, in tante realtà a livello europeo e non solo europeo. Il Prosecco con l'inizio della promozione è stato frutto di un lavoro partito dal territorio, perché il territorio conosce i suoi prodotti ed è fatta una grande espansione. Il domani non so, perché purtroppo questo governo è un governo accentratore che porta sempre più tutte le sue competenze a Roma dimenticandosi dei territori. Ma sono sicuro che se continueremo a lavorare in squadra anche in questo momento, magari attraverso i consorzi, come dicevo prima, attraverso le associazioni di categoria o confederazioni di categoria, sicuramente il passaggio può essere un passaggio anche di continuare questo sistema, di investire soldi pubblici per la promozione di prodotti di qualità. E qui all'assemblea elettiva della CIA è presente anche Franco Manzato, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Allora, assessore, mi sembra che ci siano tutti i presupposti perché insomma, questo avvicendamento alla presidenza della CIA continui nel senso della collaborazione anche con l'istituzione regionale. Beh sì, sicuramente, innanzitutto perché è obbligo nel senso che in un momento particolarmente difficile e anche quando non ci sono momenti difficili il rapporto tra le associazioni e la regione deve essere sempre costante. Secondo elemento perché l'uscente Susanna è stato un grande presidente, Fachin si dimostra già nelle linee di indirizzo e nei rapporti già una persona che sa già quello che vuole per la propria associazione, quindi ovviamente più hanno le idee chiare più anche la regione può collaborare con loro per avere una strategia unica. Che cosa succederà da qui ai prossimi mesi? Lo ha detto prima. Sì, cose particolari, sicuramente faremo una politica aggressiva di penetrazione nei mercati internazionali, ci sarà ovviamente una politica di incoming molto forte, circa 250-300 tra importatori, grossisti e giornalisti di settore da tutto il mondo verranno in Veneto da est a ovest, vedranno tutte le nostre produzioni e poi invece un progetto particolare con la Cina che inizierà fra un paio di settimane, lì saremo presenti in quel continente in maniera molto massiccia, molto forte, con investimenti importanti proprio per trascinare in quell'ambiente tutta la produzione veneta e poi ovviamente la partita dell'Expo 2015 che sarà una partita importante che ci giocheremo e costruiremo nei prossimi mesi per essere molto forti per il fine 2014 inizio 2015. E come andrà a finire con il piano irriguo? Questo è un grande dibattito che stiamo facendo a livello nazionale, ho visto che il governo vuole mettere a carico delle regioni, quindi con i soldi degli agricoltori, un piano irriguo nazionale che è sempre stato nel bilancio dello Stato, quindi sostanzialmente stanno scaricando per una competenza dello Stato risorse che sono completamente regionali. Quindi questo ovviamente non va bene. Questo non va bene, però ci mette in condizione comunque di affrontare questo tema perché il Veneto e comunque il nord Italia del piano irriguo ne ha assolutamente bisogno. Grazie Franco Manzato. Grazie. Credo di non sbagliare dicendo che se oggi qui all'assemblea elettiva della CIA di Treviso ci siano i massimi rappresentanti dell'agricoltura veneta e provinciale e anche grazie all'ottimo lavoro svolto fino adesso. E allora noi vogliamo chiudere qui da Treviso, dal Sant'Artemio, insieme a Denis Susanna, cioè colui che è stato il presidente della CIA di Treviso per quanti anni? Si chiudono i 2 mandati di complessivi 8 anni, è stato per me naturalmente un'esperienza arricchente, quello che posso dire è che il massimo impegno è sempre stato messo, magari i risultati non sempre sono arrivati, quello che un po' dispiace è che noi abbiamo un'agricoltura che nonostante le tante promesse, l'impegno, rispetto ad 8 anni fa forse va un po' peggio, soprattutto in alcuni settori.
abbiamo anche fatto tante cose che senza di quelle probabilmente la situazione sarebbe ancora più grave. Quindi, come dire, mi sento di ringraziare tutti i nostri associati, gli associati alla CIA di Treviso, i nostri dirigenti, la Giunta, la direzione provinciale e tutte le forze della rappresentanza dell'agricoltura e della politica del nostro territorio con le quali appunto in questi anni abbiamo condiviso questi progetti, queste idee, questa voglia di fare. Al nuovo Presidente cosa diciamo? Al nuovo Presidente diciamo che trova sicuramente una calorosa accoglienza, una struttura che avrà gli strumenti per supportarlo, per dargli una mano. Sappiamo anche che il compito non sarà facile perché la crisi, perché le dinamiche mondiali, l'economia, le speculazioni finanziarie hanno reso tutti più poveri e in qualche maniera c'è un modello economico che va ripensato e quindi il suo operato probabilmente sarà un po' più difficile del mio, però tenendo a mente e a cuore i valori che ci hanno caratterizzato e che caratterizzano la nostra associazione, sicuramente troverà tutte le risposte necessarie. Grazie a Denis Susanna, ma la terremo d'occhio i suoi spostamenti. Grazie, e qui da Treviso, dall'Assemblea elettiva della CIA è tutto, ridiamo la linea allo studio.